bit I love you. Never saw me, baby, don't want to me. You did right, I understand. Love you. A little bit I love you. Never gone still. Auguri a tutti, buone feste, tanti auguri. Oggi facciamo una bella ricettina da sballo, di quelle là proprio, sai, quelle là belle. A Napoli normalmente questo giorno non vi dico quello che si mangia, proprio i maiali. Tenete presente, quando vanno con i piedi sotto alla tavola iniziano e mangiano praticamente di tutto, dal pesce ai salumi, quello che è rimasto del giorno prima, un qualcosa di magnifico. Ma per quanto riguarda invece Parigi è tutto chic, chic, delicato, poco. E quindi ho voluto fare una ricetta in cui mettiamo la maialata e la cosa chic. Quindi andiamo a vedere come si prepara questa ricetta, che ha bisogno veramente di tanti procedimenti. Quindi iniziamo subito a lavorare questo bel rollé di pollo che andiamo a fare in forno con patate e castagne. Quindi ci sta il prosciutto, ci sta il formaggio, diciamo che richiama un po' tutta la mia terra di Napoli e la terra invece francese, che è chic e delicata. Quindi andiamo a lavorare, perché gli ingredienti sono abbastanza, che vi dirò man mano, e il procedimento è abbastanza lunghetto. Quindi iniziamo questo procedimento, questo magnifico rollé di pollo a forno. A più tardi. Allora ragazzi, per preparare questa ricetta, quindi le patate, e sono buone, allora non guardate le confezioni ragazzi, perché a Parigi è così. Allora, cheddar o formaggio, quello che volete voi, quindi potete utilizzare tipo questa mozzarella, così, basta che siano secchi, secchi, che non si bagnano troppo, anche se in realtà questa ricetta richiede un po' di umidità, ma l'umidità ce l'andiamo a dare noi. Parmigiano, queste sono cose a scelta, eh. Poi abbiamo un po' di burro che comunque serve. Il prosciutto dovete cercare di prendere le fette tutte belle piene, senza romperle, perché queste qua verranno adagiate sotto e il petto di pollo poi verrà adagiato sopra, che andremo a praticamente a sfilettare, e quindi andremo a sfilettare, che erano pesci. Quindi andremo a tagliare le fette e andiamo a farle diventare per il rollé. Logicamente sale, basilico, pepe, tutte queste cose qui, e anche gli spinaci, perché gli spinaci poi daranno una parte di umidità, perché dovete pensare che cuocerà 40 minuti, quindi il pollo tende a seccarsi. Quindi all'interno noi dobbiamo creare una specie di umidità per far rimanere la carne morbida e succosa, ma oltre al fatto che noi l'umidità ce la andiamo a dare dopo con questo, che rappresenterebbe il vino. In questo caso noi andiamo a prendere uno spumante, però potete prendere, potete prendere dello champagne, ed andremo a fare semplicemente un brodo, un dado, che servirà per dare poi umidità a tutto. Allora, quindi iniziamo il nostro procedimento. Vedete, abbiamo dello prosecco, quindi possiamo utilizzare il prosecco, non è assolutamente un problema, perché ne serve veramente poco. Iniziamo a cuocere le patate. Le nostre patate, ok? Quindi incominciamo a cuocere, le facciamo cuocere 10 minuti, 15 minuti dopo il bollore dell'acqua, e quindi poi le possiamo guarnire con i vari cipolle, aglio, prezzemolo, tutte queste cose qua, e incominciamo a cuocerle in forno, perché ci vogliono all'incirca una quarantina di minuti. Quindi nel frattempo che si cuociono le patate, noi andiamo a incominciare a preparare il rollé, e le castagne sono praticamente poi quasi cotte. Quindi adesso continuiamo con la cottura delle nostre patate. Allora, ora ci troviamo a cuocere sul fornello e incominciamo a cuocere
praticamente i nostri spinaci, perché nella fase del riempimento del rollé questi spinaci devono essere freddi. Voilà, come vedete ragazzi, io non butto mai le vaschette. Queste vaschette sono buone per gli artisti, per miscelare, non so, pitture, resine. E quindi non buttatele mai, conservatele e regalatele alle persone che fanno delle cose artistiche. Vi l'apprezzeranno molto perché noi che dobbiamo comprare questi tipi di scatolini costano veramente tantissimi soldi e quindi con questi risparmiamo veramente un sacco di soldi, quindi è una cosa importante. E poi principalmente per l'ambiente perché vanno a terminare, come sappiamo da abitudine, vanno a terminare poi dove non devono terminare, quindi in mare. La cosa triste è vedere tutte queste castagne che si devono obbligatoriamente buttare perché non sono buone. Allora ragazzi, incominciamo a tagliare il nostro petto di pollo. Prima cosa si deve pulire, quindi si devono togliere tutti gli scarti. Poi vi faccio vedere solo questa. Allora, il petto di pollo si deve aprire, quindi si fa un'incisione con il coltello, si arriva quasi alla fine, quindi si apre, si si taglia ancora un po' se non siete arrivati proprio alla fine, quindi tagliate un po'. Anche gli altri lati dovranno essere fatti gli stessi procedimenti, vedete? Quindi tagliate un po', la stessa cosa, dipende da voi come vi trovate con le mani, qual è la vostra mano maestra. Vostra mano maestra, voglio dire, la mano che voi siete abituati a lavorare. E adesso bisogna schiacciare. Allora, per schiacciare, se non avete il batticam, non vi abbattete. Prendete un padellino. Voilà. La stessa cosa ragazzi, quindi non vi fate mai problemi. Allora, quindi adagiate la carne qui e procediamo con gli altri.
Allora ragazzi, abbiamo fatto la nostra prima cottura delle patate, abbiamo passato sul fuoco un po' più vivace le nostre castagne e chiudiamo qui i nostri spinaci che praticamente si sono cotti, quindi in fin dei conti quella è una crema che serve proprio per ammorbidire dentro il il rollè. Quindi andiamo a mettere gli spinaci. Voilà, a questo punto qui li facciamo praticamente raffreddare e quindi possiamo iniziare a comporre il nostro rollè. Ora andiamo a mettere una pentolina d'acqua, veramente poco, dove andremo a mettere il nostro brodo. Quindi andremo a creare il nostro brodo. Andremo a creare brodo, ne servono un paio di mensoli, non ne servono molti, quindi non ne andiamo a creare molto, però comunque aggiungiamo tutto il brodo. In questo caso qua ho messo di carne, però potete farlo anche come volete voi. Allora, qui adesso andiamo a condire le nostre patate per poi incominciare a cuocerle in forno. Allora ragazzi, abbiamo condito le nostre patate con olio, abbiamo messo qualche pomodorini, cipolle, origano, un po' di spezie, basilico, prezzemolo fresco, quello che voi avete in casa, e in più andiamo a mettere anche l'aglio. L'aglio vi consiglio sempre di metterlo qui negli angoli, quindi schiacciarlo un poco, così dopo non si mischia con il resto, quindi lo schiacciate un poco per far uscire il suo profumo. In forno a 220 gradi per minimo 40 minuti nella parte alta, poi dovete sempre però girare anche un poco. Allora, il nostro brodo è praticamente pronto, lo possiamo lasciare così, farlo raffreddare. Le nostre castagne ancora una decina di minuti e va benissimo. Voilà, allora ragazzi, prepariamo il nostro rollè. Vi consiglio di bagnare un po' il piano da lavoro oppure la teglia, quello che volete voi, giusto umidificare un po' il piano per far attaccare la carta, che non si attacca. Quindi andiamo a prendere un po' più di acqua, vedete? Voilà. Ok, allora, seconda della grandezza che voi dovete fare, così dovete mettere le fette di prosciutto. La prima cosa che andranno sono proprio le fette di prosciutto. Potete utilizzare la pancetta, potete utilizzare lo speck, praticamente quello che volete voi. Quindi le fette di prosciutto vanno messe in base alla grandezza che voi avete pensato di fare il rollè. Allora, cercate di coprire tutti gli spazi che sono vuoti. Io diciamo che questa è la grandezza che farò, non è per una mancanza di prosciutto, ma farò perché logicamente lo mangio io e basta, cioè. Beh, che mi dura 2 o 3 giorni, non è che mangio chissà quanto, però mi piace cucinare. Ok, va bene così. Adesso adagiamo il nostro petto di pollo sopra. Allora, è importante che non arrivate troppo fino in fondo,
cioè date un po' di spazio, cioè non arrivate troppo in fondo, ok? Quindi quando vedete che è così, voilà, è un po' più grande, lo rompete. Voilà. Rimanete sempre un bel bordo. Voilà. Questa fetta la mettiamo di così. Voilà. Adesso nel frattempo ci facciamo una frittata che andremo a mettere nel rollè. Una frittata di 3 uova con una padella larga. Prendiamo 3 o 4 uova. Allora la facciamo di 4 uova. Mettiamo un po' di parmigiano, un po' di pepe, ok. Nel frattempo che facciamo la frittata massaggiamo un po' la carne con dell'olio. Andiamo ad aggiungere un po' di basilico, nel frattempo abbiamo fatto, come vedete, la nostra bella frittata. Ok, andiamo a mettere sopra il nostro composto di spinaci che andiamo a distribuire bene, un po' di formaggio grattugiato, cheddar, un po' di parmigiano, andremo ad aggiungere la nostra frittata, andremo ad aggiungere un altro po' di parmigiano. Allora, ora arriva la parte un po' più complicata, che è quello di chiuderlo. Allora, prima cosa, alzate questa parte qui, ok? E incominciate, scusate, incominciate a creare ad arrotolare, però vi aiutate con la carta, ok? Quindi pressate, pressate sempre,
pressato con le mani. Voilà. Ora chiudete i lati che altrimenti fuoriesce tutto. Ok, quindi cominciamo da qui. Cercate di fare un unico giro da tutte le parti. Come vi ho detto, ci vorrebbe lo spago più lungo, però non fa niente. Quindi potete fare anche incrociato, non vi dovete fare dei problemi. Voilà. Ok, adesso lo adagiamo praticamente nella teglia e cominciamo a farlo cuocere. Allora togliamo i nostri spicchi d'aglio che comunque hanno fatto il loro lavoro in modo che non si mischiano. Ok, adesso giriamo un po' le nostre patate. Adesso diamo lo spazio per mettere il nostro rollé. Voilà. Allora, 40 minuti di cottura a 220 gradi, a 20 minuti però lo girate, andiamo a mettere del vino, facciamo sfumare il vino 5-10 minuti, dopodiché aggiungiamo il brodo sopra la carne in modo che mi rimanga morbido, tutto poi deve durare altri 15 minuti ed è praticamente pronto. Fidatevi che è cotta la carne, fidatevi di quello che vi dico. Ok, quindi rimettiamolo in forno. Adesso sgustiamo le nostre castagne. Allora, abbiamo sgusciato le nostre castagne e adesso le andiamo a mettere dentro. Voglio mandiamo tutti gli amici miei di Facebook, se non vi ricavate, è qualcosa di unico, è caggio combinato. Mangia mettere a lavare e fare tutte cose, però oggi dice proprio mamma mia che ha creato oggi, è proprio un'opera d'arte, è proprio un'opera d'arte. Vabbè, a dopo ci schiaffo champagne. Attenzione. Allora ragazzi, i primi 20 minuti sono passati, champagne. Facciamo sfumare.
fatto sfumare lo champagne, lo giriamo. Siete pronti? Siete pronti? Sì? Bene, anch'io. Siete cialdi? L'applauso, l'applauso, l'applauso. Alto. Allora ragazzi, questo è un piatto buonissimo, però comunque mo lo dovete far raffreddare un po', perché se lo servite adesso si spappola tutto, quindi deve riposare, si deve intiepidire per arrivare poi a fare delle belle fette. Non ve lo faccio vedere perché ve lo porto a tavola, noi siamo come gli animali, quindi figuriamoci se vado a calcolare le belle fette, però è veramente un piatto straordinario e veramente vi piacerà tantissimo. Logicamente i procedimenti sono un po' lunghi, però va benissimo così. Allora, fatelo restare, fatelo intiepidire così, non levate lo spago. Quando si è intiepidito, togliete lo spago e lo servite a tavola. Quindi organizzatevi che quando state mangiando il primo, questo deve essere già finito, ok? Per così dopo potete portarlo in tavola, bello tiepido, e quando fate le fette si taglia a perfezione. Grazie a tutti, buon Natale e ci risentiamo alla prossima. Voilà. Oh, dico io, no, a coppa a mano. Ma questi dolci di Natale sono un po' usuali, un po'. Questo qua non è usuale, questo è un panettone a caramello, cioè una cosa chic, non è una cosa così. Pigliamo un panettone che sto qua, bello, fresco, o gourmet. Ma noi non ci limitiamo a questo, perché diciamoci proprio la verità. Abbiamo bisogno sempre di cose nuove. Oh no? O vi dico una stronzata? Allora, dighi no. A coppa a mano. Perché non prendere un dolce che sia bello, spettacolare, buono? Un dolce tipico un dolce tipico della Francia. Ciò, questo è un po' di sciccheria, no? Costa quando è una casa a San Tropez con maggiordomo. Però è buono, è chic, è diverso, non è usuale, non sono quelle cose che voi fate voi, in genere. Eh, si schiatta un po' con il caffè a vicino. Non so se mi spiego, voglio una. Voilà. Voilà. E le jus sont faits. Buon Natale a tutti, voglio una.